Non si sono fermati all'alta della polizia fuggendo fra le vie cittadine a folle velocità. Un inseguimento durato diversi minuti. Carabinieri e polizia li hanno tallonati cercando di fermarli, ma l'automobilista con altre due persone a bordo non ha esitato ed ha continuato la corsa. I tre stavano scappando dopo aver messo a segno un furto in zona fonderia. Durante l'inseguimento i poliziotti hanno per due volte provato ad affiancare i fuggitivi intimandogli di fermarsi, ma entrambe le volte l'autista della Golf ha provato a speronare la volante che solo grazie all'abilità del poliziotto alla guida è riuscito ad evitare la collisione. Giunti però all'incrocio con Viale Luzzati ad una velocità superiore ai 100 km/h, la macchina in fuga ha riprovato a speronare la volante, stavolta colpendola sul lato sinistro e facendola sbandare ed urtare il marciapiede. I due poliziotti sono rimasti entrambi feriti a seguito dell'incidente. Il fuggitivo a quel punto ha perso il controllo della macchina che si è capovolta. Un boato sentito dai residenti che si sono riversati in strada per capire cosa fosse accaduto. Intrappolati fra le lamiere i tre occupanti, l'auto distrutta, sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per estrarre le persone dalla vettura. Portati d'urgenza in ospedale, uno di loro è stato sottoposto nella notte ad un delicato intervento chirurgico. Si trova ricoverato in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni degli altri due. Si tratta di due ventenni ed un 26enne. Tutti sono stati arrestati in maniera congiunta dal personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri per i reati di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli investigatori della squadra mobile per verificare il loro coinvolgimento in ulteriori reati commessi durante la sera e l'eventuale partecipazione di altri soggetti.